fotografi, uno professionista, Marco Caratenuto, è anche fondatore di WeShop, di cui dopo ci racconterà quali sono, diciamo, le caratteristiche, e Francesco Valenti, che è un fotografo invece amatoriale, che in questa, diciamo, sede funge invece le vesti di turista fotografico. Allora vorrei solo ricordare, visto che non siamo in ambito accademico, quindi non so se tutti appunto conoscono, anche perché come diceva prima Francesco, si tratta di un turismo di nicchia, la moderna definizione di turismo fotografico, che è del 2014, che vede il turismo fotografico come uno special interest tourism, che potremmo diciamo tradurre come un turista di interesse specifico, un turismo di interesse specifico, in cui il turista viaggia e visita un particolare luogo con lo scopo principale di fotografare soggetti per lui unici. Quindi lo scopo principale del viaggio è la fotografia. È questo che differenzia rispetto al, diciamo, normale turista armato di macchina fotografica. Questo è il cliché degli anni 70, del turista anni 70, ben dipinto dalla Sonta, che ormai il turista non ha più la macchina fotografica al collo, perché di solito se non ha la macchina fotografica c'ha il cellulare. Invece il turista fotografico è colui proprio che viaggia con l'obiettivo primario di fotografare qualcosa che lui ritiene unico. Come diceva anche prima Francesco, il turismo fotografico viene considerato un turismo di nicchia, quindi un turismo che coinvolge numeri più piccoli a differenza del turismo di massa, e in particolare nello schema del 2005 della Novelli questa forma di turismo veniva messo tra gli altri, cioè altri diciamo, forme di turismo di nicchia. Ora, nel nuovo, lo dico velocemente, nel nuovo libro della Novelli dell'anno scorso, che è uscito a settembre dell'anno scorso, il turismo fotografico viene riportato sotto invece la voce, diciamo, ambientale, o più, diciamo, relativa a una forma di turismo nature-based, cioè attratto dalla natura, no? Questo è vero se prendiamo il criterio di prevalenza, tanto è vero che lo stesso Mario, il nostro invitato, quindi Marco Carotenuto, ci parlerà di una realtà che riguarda i fotografi che si dedicano alla fotografia di paesaggio. Però va anche detto che attualmente sul mercato non sono proposte solo diciamo, offerte di turismo fotografico inerente, diciamo, a grandi spazi, grandi paesaggi, ma possono essere fatti anche in città, ad esempio. Dicevo, nel 2016 abbiamo riformulato le dimensioni del turismo fotografico, individuando 5 dimensioni, che sono fotografia, turista, lo special interest tourism, la destinazione turistica, e nel 2016 guardavamo soprattutto ai social media a seguito della rivoluzione digitale della fotografia. Devo dire che ovviamente dal 2016 sono successe tante cose, a parte la pandemia, ma anche il fatto che, ad esempio, il grande duopolio di software, che poi in realtà sarebbe monopolio perché è l'Adobe, propone i suoi software non più come software desktop, tipicamente li conoscete tutti, soprattutto Photoshop, e l'altro invece è Lightroom, ma ormai sono diventati servizi per cui si può, diciamo, utilizzare e sviluppare la foto già attraverso la rete. Quindi probabilmente questo framework ormai è già un po' datato e al posto di social media ormai andrebbero messi piuttosto i servizi offerti dalla rete, sia in fase di sviluppo della foto che in fase di invece condivisione degli scatti. Quali sono le caratteristiche principali del turismo fotografico? Giusto per ricordarne alcune importanti. Intanto ogni forma, diciamo, proposta di turismo fotografico che si rispetti propone generalmente uno o più workshop. In questo modo si può vedere come una forma di edutainment, quindi una forma per cui è impossibile imparare l'arte e la tecnica fotografica divertendosi, cioè un tipico approccio learning by doing. È molto importante l'attrezzatura tecnica, anche se so che questa è una discussione sui fotografi che bisogna sempre, insomma, prendere con le pinze. Nel mio libro ho studiato questo, diciamo, i valori e l'importanza dell'attrezzatura tecnica rispetto alla conoscenza fotografica e rispetto alle capacità del fotografo. È interessante perché l'attrezzatura tecnica non solo agevola lo scattare
fotografie, scatti di buona qualità, ma anche differenza socialmente i fotografi durante il viaggio fotografico. Una cosa che mi diverte sempre è vedere due fotografi che si incrociano e non si conoscono. La prima cosa che fanno è ognuno guarda che cosa ha in mano l'altro, no? Proprio perché nel divertente articolo della Sun c'è proprio questa differenziazione. Poi è una forma di turismo, tra virgolette, più sostenibile. Su questo si tratta di una vexata question, non ci sono ancora i sostenitori, ad esempio se guardiamo al caso africano, di chi sostiene che la caccia grossa è ancora più sostenibile del turismo fotografico e viceversa, quindi non è una questione risolta in letteratura. È innegabile che si tratti di una forma di destabilizzazione del turismo, perché il turista fotografico tutto sommato è un po' turismofobico, cioè chiaro, non vuole avere la massa di turisti che gli rovinano lo scatto, questo è abbastanza normale. Il grosso vantaggio di un'eventuale implementazione di turismo fotografico è che non richiede infrastrutture rispetto a quelle che ci sono già. Infine è una forma di turismo che si integra molto bene con altre diciamo, forme di special interest tourism, tra l'altro anche con la mobilità lenta. Pensate ai trekking fotografici piuttosto che alle diciamo, biciclettate fotografiche che si possono diciamo, proporre alla clientela, ovviamente su scala più ridotta rispetto a quello invece che fa Marco, che invece è una scala nazionale, quindi con proposte internazionali molto importanti. Allora, la differenza fondamentale di questo divagando è che vorrebbe dare via a uno studio soprattutto dal lato offerta, perché molto ho fatto e si è fatto sulla domanda, quindi sul consumatore, cioè sul turista fotografico, invece poco si sa ancora sull'offerta, anche perché appunto chi fa un'offerta di questo tipo o sono pochi grandi e tantissimi piccoli che spesso non si riescono comunque a intercettare. Per cui io spero proprio che con questo divagando, grazie all'intervento sia di Marco ma anche di Francesco, si dia il via libera a una nuova diciamo, fase di studio post-Covid. Ha cambiato la vita non solo a voi fotografi ma anche a noi ricercatori per approfondire diciamo, il lato offerta. A questo punto io faccio vedere, dopo esco proprio, ieri ho fatto la copy di WeShoot e quindi lascio la parola proprio a Marco. Diciamo che adesso chiudo la cosa, torno in video, ecco, mi vedete adesso, come Sì, essere noi sì. tre, e io, come vi avevo detto, anticipato, condurrò l'evento divagando facendo alcune domande prima a Marco e poi a Francesco, e nella parte finale lasceremo invece tempo per la discussione, nel senso anche per delle domande da parte anche della platea. Allora, proprio come ti avevo chiesto prima, carissimo Marco, se puoi presentare la tua realtà imprenditoriale diciamo, e dirci di cosa, diciamo, a grosse linee proponete come offerta per i turisti fotografici. Prego, Allora, intanto ciao a tutti e grazie per averci invitato. E niente, praticamente nel 2014 ho cominciato la mia attività aprendo un blog di fotografia che dispensava consigli sulla fotografia, erano sia dei testuali che video. Nel corso del tempo il blog a quegli anni funzionavano abbastanza bene, perché poi ovviamente ne sono sopraggiunti centinaia e centinaia. Ho iniziato a ricevere dei feedback positivi e a ricevere anche le prime richieste di persone che chiedevano di organizzare eventi sul campo per potergli insegnare appunto queste tecniche sul campo. Apro una piccola parentesi perché effettivamente nel periodo in cui ho frequentato la scuola romana di fotografia, devo ammettere che stare sui libri o comunque fare teoria all'interno della classe certo aiuta tantissimo, ma non c'è niente di meglio che stare sul campo ed essere seguiti comunque da qualcuno che ti diceva come impostare sia l'inquadratura, insomma tutte le varie cose del mestiere, e vedere proprio con i propri occhi la fotografia che usciva fuori poi dal display, in questo caso, perché parliamo ormai di macchine digitali. Quindi ho iniziato a fare i primi eventi nel 2015, ero da solo e facevo piccoli eventi nei dintorni di Roma. Andavo
dintorni di Roma, si fa per dire, perché vabbè, andavo in Abruzzo sul Gran Sasso, quindi Gran Sasso, Rocca Calascio, che sono delle zone limitrofe, fino poi ad arrivare in Val d'Orcia, in Toscana, che è una delle mete attualmente più gettonate. E da lì ho iniziato comunque ad avere un buon seguito, e ho iniziato anche a costruire la community, che è una cosa molto importante, e da lì piano piano ho iniziato poi a espandermi, quindi ho iniziato anche ad andare in Europa, a cominciare con l'Islanda, le isole Lofoten, fino poi ovviamente adesso arrivare anche a mete intercontinentali, come Patagonia e Cile. Ad oggi copriamo fondamentalmente circa 15 paesi e facciamo 20 destinazioni. Quindi, E diciamo, copri buona parte del mondo a questo punto. sì, abbastanza. Senti che ti dico, quindi tu fai, principalmente fotografia di paesaggio, no, questo ce l'avevamo già de quindi tu Esatto, sei il core principalmente. business del settore, no, il core business è Esatto, soprattutto ci siamo verticalizzati sul paesaggio. Primo perché è una cosa che amiamo fare, di conseguenza ci piace proprio stare in mezzo alla natura, e questo ovviamente ci ha portato ad amare quello che facciamo fondamentalmente. Quindi ovviamente creare un qualcosa che nasce proprio dalla tua passione penso non ci sia nulla di più bello e di più gratificante fondamentalmente. anche perché ovviamente fotografia di paesaggio, significa anche, non solo il paesaggio, ma c'è tipo come dicevamo fotografia notturna, poi avete tutto fotografare le aurore boreali che ha Esatto. problemi tecnici sia in aria, cioè nel senso ma anche a terra, perché immagino che la temperatura, sia bassa quando ci sono questi eventi e anche le macchine, no, ne risentano, no, in qualche modo, perché insomma sullo zero le macchine cominciano a dare qualche fastidio, penso. Sì, più che le macchine sono le batterie a dare problemi. Eh sì. Perché le batterie a temperature molto basse, come anche a temperature molto alte, come siamo stati nel deserto, e soprattutto poi con le grosse escursioni termiche ne risentono parecchio. Quindi bisogna anche lì, come dicevi prima, di attrezzatura, armarsi di almeno 4, 5, 6 batterie da portarsi dietro, perché spesso è capitato, anche in Islanda, che poi in Islanda non fa eccessivamente freddo, se becchi comunque delle giornate abbastanza miti, però nonostante tutto ci è capitato che dopo 3-4 scatti le batterie erano già scariche, proprio per l'escursione termica, magari dall'auto calda all'esterno freddo. Quindi adesso diciamo spostiamo l'attenzione invece sulla costruzione eventualmente del percorso. Ti vorrei chiedere in base a cosa costruite un percorso per il viaggio o per il workshop. Quindi come fate, come vi muovete dallo zero fino alla realizzazione della proposta. Beh, principalmente essendo paesaggisti ci lasciamo ispirare dalla bellezza dei paesaggi, quindi amando questo genere fotografico di solito cerchiamo location dove ci sono degli spot unici e particolari. E una volta poi identificato il posto, andiamo a fare, come dicevamo prima anche con Francesco, un'attenta pianificazione, comunque per fissare tutti quanti i posti più interessanti. Spesso e volentieri ci appoggiamo anche a delle guide locali che conoscono ovviamente il luogo, meglio di chiunque altro, in modo che ci possono comunque accompagnare. Ehm, e fondamentalmente, come dicevo prima, questo è una nicchia, no, di mhmm, Di mercato. di mercato, esatto, grazie. Quindi fondamentalmente Quindi voi ehm fate diciamo un viaggio pilota, così una prova in cui magari bravissimo, siete bravissimo. senza entrare in un'offerta, quindi lo fate per conto vostro e lì cominciate a pianificare, magari prendete spunto anche da altre diciamo idee, che magari possono anche, non dico dalla concorrenza, ma da cose che fate, cioè cercate di imporre il vostro modello immagino, no? Sì, considera che oggi con i social è abbastanza facile vedere il lavoro altrui, per cui di conseguenza se ti capita di trovare una location, di vedere un qualcosa che ti attira, poi
organizzarla è abbastanza semplice. Sì, assolutamente vero. Ecco, allora, questo invece dal punto di vista dell'organizzativo vostro, invece io volevo chiedere, sempre dal punto di vista vostro, organizzativo, quindi dal punto di vista dell'offerente, qual è più o meno il profilo tipo, cioè chi sono le persone che sono principalmente interessate alle vostre offerte? Quindi chiedo non solo di genere, ad esempio stavo parlando prima che la componente femminile sta diventando sempre più forte, ci sembra come trend nella fotografia, ma ti chiedo anche l'età, ad esempio, anche perché per viaggiare, ad esempio, viaggi di un certo tipo, ovviamente il viaggio fotografico costa un po' di più rispetto all'equivalente invece non fotografico. Quindi se ci fai un profilo un po' delle persone dei vostri clienti sostanzialmente. Sì, guarda, essendo di nicchia sempre sul paesaggio, fondamentalmente il tipo di target che richiamiamo è prettamente paesaggistico, quindi persone interessate a quel genere. Poi è ovvio che ci sono tante altre persone che provano, sono ritrattisti piuttosto che amanti della street photography o qualsiasi altro ambito, che vogliono comunque sperimentare queste tecniche, imparare magari a abbracciare di più queste tecniche. Non mi ricordo, aspetta, mi avevi chiesto No, anche dicevo un'altra. rispetto, non so, al sesso, è vero che Sì, verificate rispetto anche al voi che c'è sesso. questo incremento di interesse da parte del sesso femminile, del Sì, gentil sesso? assolutamente, assolutamente. Non a caso abbiamo anche integrato all'interno del team una figura femminile, per semplificare anche un po', perché ci siamo resi conto in questi anni che il target, fino a poco prima del Covid era principalmente maschile, ti dico anche un 80-20%. E nel corso del tempo però abbiamo comunque chiesto sempre dei feedback ai nostri clienti, e abbiamo capito fondamentalmente che un po' dipendeva anche dall'aspetto familiare. È più semplice che una figura maschile viaggi da solo piuttosto che una femminile, a meno che non accompagnata dal compagno o da un'altra amica. Questo è. Invece dal punto di vista dell'età ti chiedevo, lì c'è probabilmente il problema appunto anche del reddito, no? Quindi Sì, anche questo è un problema che ovviamente ci combattiamo ogni giorno. E è difficile trovare lo studente o il ragazzetto di 20-25 anni che viene ad un viaggio importante, piuttosto che abbiamo avuto, è quasi più facile trovare pensionati che ormai hanno davanti a loro una vita molto più serena, dove non devono pensare a niente e che si godono la vita e vengono con noi nei viaggi. Però ti dico, per quanto riguarda l'età, spaziamo molto, dai 25 anche ai 70-75. Abbiamo avuto signori e signore di 70-72 anni che sono venuti con noi a fare dei viaggi importanti, ma non solo a livello economico, ma anche a livello fisico, impegnativo, dove erano anche meglio di noi a fare trekking fondamentalmente. Le vedevi che stavano avanti con lo zaino che pesava 20 kg e noi che magari dietro la tankavamo perché eravamo meno allenati di loro. senti, invece che tipo di esigenze manifestano i clienti quando, diciamo, a cosa sono maggiormente interessati? Parlavamo poi del workshop, no? Che sono questi Sì, momenti di crescita. Penso che è chiaro che ci sia molto interesse da questo punto di vista. Mi confermi? sì, assolutamente. Cercano in primis la professionalità e la competenza da parte di chi guida, diciamo, il gruppo. E, come dicevi anche tu all'inizio, negli ultimi anni sono aumentati tantissimo i fotografi che organizzano questi tipi di workshop barra viaggi fotografici e purtroppo spesso manca anche un po' di professionalità e organizzazione. E noi lo diciamo sempre, è fondamentale comunque avere dietro alle spalle una buona struttura organizzativa per poter muoversi in modo ottimale, quindi a partire proprio dall'alto, che c'è l'agenzia di viaggio che comunque gestisce tutta la parte organizzativa, fino poi appunto al coach che guida il gruppo e deve risolvere differenti situazioni che si trova durante l'evento.
Infatti la domanda dopo era proprio collegata a quello che stai dicendo, perché mi aspettavo che si andava a finire lì. Ti chiedo più o meno così a grossi linee, che tipo di criticità trovate prima, diciamo, e dopo il viaggio? Perché ovviamente c'è una fase iniziale e una fase successiva. In generale, Beh, le criticità sono fondamentalmente quelle di a monte di trovare le location, capire ovviamente se ci sono dei problemi a livello, organizzativo, se c'è bisogno di una guida. È capitato per esempio in Tunisia che non potevamo andare in giro di notte perché era pericoloso, a meno che non avevamo un permesso ed eravamo scortati dalla polizia locale. Quindi c'è da capire tutte queste tematiche prima di poter organizzare, e poi durante l'evento può succedere di tutto. La prima cosa che mi viene in mente è il meteo. Un coach che si trova sul campo deve essere bravo a gestire il gruppo, mantenerlo unito e compatto, e muoversi in base alle condizioni meteo. In Islanda, che il meteo cambia ogni 5-10 minuti, bisogna saperlo leggere, e muoversi e giocare d'anticipo. Quindi se si vede che da una parte potrebbe esserci tempesta piuttosto che comunque cielo coperto, pioggia, neve, qualsivoglia, cercare di spostarsi magari nella direzione opposta, dove si trova tutto un altro clima poi. Quindi ci sono queste cose fondamentalmente da gestire quando si è in viaggio, senza contare poi saper gestire un gruppo che potrebbe non essere tutto allo stesso livello. questo è un altro Quindi quella è problema. un'altra cosa, esatto. Quindi ci capitano persone che sono esperte e non hanno bisogno di avere troppo seguito da parte nostra. Ci sono persone invece che vengono, che sono principianti, che hanno bisogno anche quasi di sapere come si imposta la macchina fotografica. Okay, quindi a questo punto è importante, come dicevi tu, l'hai appena detto, diciamo, la figura del leader del gruppo, ecco. So che non siete in tanti, perché ho visto ovviamente, però quando vi siete hai scelto, i tuoi leader di gruppo, hai avuto dei criteri o piuttosto è stato tu una cosa sulla base delle loro capacità, li avevi già visti in azione? Allora, il mio primo socio, l'ho visto in azione, e comunque ho visto anche come si muoveva sui social, come fotografava, e quindi non ho quasi avuto dubbi nel sceglierlo. Gli altri, vengono comunque da una formazione nostra, perché all'interno questo, poi so che è un altro punto, quindi non voglio spoilerare troppo, ma all'interno No, no, dell'accademia che abbiamo, aprilo, aprilo, ehm si sta benissimo. all'interno dell'Accademia Master che abbiamo, l'idea è proprio quella di formare nuovi coach per portarli in viaggio con noi. Quindi diciamo che in qualche modo, fate anche da cacciatori li formate, i migliori li tenete se si Esatto, manifesta la siete esattamente. imprenditori, anche questa l'impresa forma i propri. Senti, Eh sì, passiamo. Prego, prego. no, 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 sì, sì, stavo confermando appunto, questa cosa. Volevo passare adesso, invece al rapporto che voi avete con eventualmente, altri operatori. In particolare vi chiedo se avete convenzioni, che possono essere convenzioni ad esempio, non so, con grandi brand di macchine fotografiche, ma anche con abbigliamento tecnico, cioè anche questo, come dicevi tu, per andare in Islanda bisogna avere un Sì. abbigliamento tecnico, cioè oppure se avete anche collaborazioni, quindi o convenzioni o collaborazioni anche con ad esempio gli esercizi ricettivi locali, quindi non solo a livello grande brand, ma anche a livello locale. Allora, per quanto riguarda, convenzioni, sì, sicuramente nel corso del tempo siamo riusciti a trovare, delle collaborazioni, le chiamerei più così che convenzioni, dove poi appunto magari offrono sconti per chi, viene in viaggio con noi, come ecco, a cominciare sicuramente dall'attrezzatura al vestiario, che nel corso del tempo abbiamo anche noi, andando in location sia caldissime che freddissime, sperimentato, quindi abbiamo, non so se posso dirle qui, se posso fare pubblicità, abbiamo provato diversi brand fino poi a trovare, ecco, adesso per esempio abbiamo una collaborazione con Montura, un noto marchio, comunque montano, di attrezzatura montana,
che fondamentalmente a noi ci serve, ci offre dell'attrezzatura per poi noi inviamo i clienti ad acquistare dal loro store fondamentalmente. E con i brand Come invece? anche Con i brand sì. fotografici avete Ecco, con i brand proposte? fotografici è un pochino più complesso, è un discorso un pochino più complesso perché in ambito fotografico qui in Italia non c'è ancora tanto mercato. All'estero ce n'è molto di più, quindi se dovessimo essere negli Stati Uniti piuttosto che in Giappone sicuramente c'è molto più mercato. Però sì, adesso attualmente abbiamo una collaborazione aperta con Sony. Perché fondamentalmente abbiamo provato, testato le loro macchine fotografiche, ci sono piaciute tantissimo, ci troviamo benissimo con loro e abbiamo una sorta di collaborazione, ma è difficile trovare delle convenzioni da questo lato, ecco. Ti posso chiedere una curiosità? La Sì, certo. collaborazione con Sony l'avevate a livello di reflex o adesso che si sono fatti avanti, hanno spaccato il duopolio attraverso le mirrorless? Attraverso le mirrorless. Ormai perché ti chiedo un'altra domanda, ormai sembra ormai che la reflex sia destinata a diventare un po' come il vinile, cioè ormai l'equivalenza, ti chiedo quindi come domanda, l'equivalenza tra una a parità di obiettivo ovviamente, tra una reflex e una mirrorless, ormai la differenza deve essere quasi impercettibile o c'è ancora un No, problema di luminosità? diciamo che la differenza è già superata a grandi linee. Forse quello che mantiene ancora un po' è proprio il costo che hanno, perché sono arrivate veramente le mirrorless a costare tantissimo rispetto a una reflex. Metti una fascia più o E, meno, per far ma anche capire. guarda, spaziano, però meno di 1.000 € una buona mirrorless non la trovi. Le Ma reflex, quello anche per una reflex, insomma, meno, le reflex le riesci anche a trovare a qualcosa di meno. ma non una Ci deve full essere frame. pure le full frame ci sono adesso. Ah, sono Poi scese. sicuramente si stanno abbassando ancora, visto che appunto stanno spingendo tanto sul mercato mirrorless. Però qui ti dico anche una cosa che a noi da un po' di tempo a questa parte purtroppo ci sta facendo rabbrividire, però è un mercato in totale espansione e credo che nei prossimi anni arriverà ai livelli, c'è già quasi arrivato in realtà, ma arriverà ai livelli delle reflex e delle mirrorless, e sto parlando dei cellulari. Gli Esatto. smartphone stanno camminando Infatti velocemente. 2 giorni fa a Gorizia abbiamo avuto proprio questa tematica e soprattutto il fatto che stanno investendo tantissimo sull'intelligenza artificiale sugli Vero. smartphone. Poi è chiaro che dopo il passaggio successivo sarà dagli smartphone alla macchina fotografica, ma effettivamente ci si aspetta grosse cose dal punto di vista fotografico di prossime generazioni di smartphone, tanto che uno potrebbe pensare, beh, allora Guarda, è più per la comodità, perché è ovvio portare lo smartphone ce l'hai sempre appresso, è una cosa che hai sempre in tasca. La fotocamera ci devi pensare. In più il telefono ce l'hai sempre carico, la fotocamera se un giorno vuoi uscire e ce l'hai scarica, devi aspettare quel tempo che si carica, senza contare che, cioè veramente, adesso le fotocamere stanno arrivando a dei livelli incredibili. Ho avuto l'occasione di provare, un iPhone 14 Pro Max, e mi sono stupito per il tipo di fotocamera che ha. Ancora ci sono delle cose che non riescono a fare. Ti faccio l'esempio anche che dicevi prima dell'aurora boreale. Fanno difficoltà ovviamente a gestire questi tipi di scatti notturni, ma ci siamo quasi perché riusciamo anche già a fare dei video e delle foto alla Via Lattea in lunga esposizione con i telefoni. È ovvio che c'è tanto di digitale all'interno, di ricostruzione digitale, quindi le immagini già se uno le va a stampare o comunque le va a ingrandire si nota il pixelato del sensore, ma penso che manchi poco, Visto come è veloce la tecnologia, credo che nel giro di un paio d'anni allora, arriveranno a sostituire tanto. posso immaginare, cioè, anzi, sono sicuro anch'io. Allora, lasciamo l'aspetto tecnico perché quando i fotografi si incontrano poi passiamo su invece da domande di carattere più generali. Ad esempio, passiamo proprio sul fatto della comunicazione d'impresa.
E quindi vorrei chiedere in che modo tu pubblicizzi i workshop e qual è il mezzo che secondo te crea più pubblicità o comunque più ritorno, ecco, se preferisci. Allora, sicuramente al giorno d'oggi, come sta andando sempre il mondo, l'aspetto social è quello fondamentale. Quindi, profilo Instagram, profilo Facebook, profilo piuttosto che adesso di TikTok, servono tanto per creare community e far vedere quello che fai. Un tempo sicuramente era molto più difficile far trasparire tutto questo attraverso una semplice pagina web dove potevi scrivere quello che volevi fondamentalmente e le persone ci dovevano credere, si dovevano fidare. Oggi l'aspetto social ti permette di creare comunque dei contenuti che possono far vedere sia come lavori, sia come sono felici le persone, sia l'esperienza di viaggio. Quindi sicuramente la parte social è quella che oggi porta maggiormente. Comunque tu hai citato 3 social che sono fortemente divisi per età, no? Perché vai dai Sì, giovanissimo TikTok alla media Instagram ai boomers di Facebook, insomma. Quindi vero, nella tua vero, visione. vero, vero, è assolutamente vero. Anche noi, per esempio, te lo dico sinceramente, gestirli tutti quanti è un'impresa, di È un lavoro. conseguenza è un triplo lavoro. E di conseguenza, per esempio, la fetta di mercato TikTok attualmente non la stiamo considerando. Lavoriamo tanto su Facebook e su Instagram. Facebook è dall'inizio di quest'anno, forse da metà dell'anno scorso, anche un pochino meno, perché si stanno un po' spostando tutti quanti su Instagram. Però ecco sì, fondamentalmente è quello. Poi sicuramente Google, quindi advertising su Google e su Facebook sempre, e poi fondamentale anche il posizionamento SEO sulle pagine Google. Senti, parliamo invece appunto, visto che ho parlato prima del fatto che il turismo fotografico è una potenziale leva di destagionalizzazione dei flussi fotografici, però ovviamente anche voi avrete dei periodi di magra e dei periodi di picco. Allora ti volevo chiedere rispetto diciamo, all'attività che gestisci tu, quali sono i tuoi periodi più caldi dell'anno, ovviamente. In un anno Guarda, normale, non del Covid, ovviamente, ne parliamo dopo questo. mamma mia, sì. Allora, i periodi più caldi solitamente sono marzo e settembre-ottobre. Cioè quando la E luce è più tenua, no? Cioè quando ormai sì, soprattutto nei paesi del nord. sì. Poi, ripeto, si lavora tutto l'anno in realtà, perché a seconda di quello che vuoi fotografare, ci sono le varie vai nelle varie location. Quindi, se ti piace fare fotografia notturna, quindi Via Lattea si fotografa tutto l'anno, è vero, però la parte quella che conosciamo un pochino tutti quanti, quindi quella con il nucleo, si fotografa da marzo a settembre, quindi vai a scattare in quei periodi. Nei periodi più caldi, per esempio, non puoi andare nei deserti come quello di Atacama o quello ovviamente è invertito perché sta nell'emisfero sud, o quello del Sahara. Quindi ci vai a scattare nel periodo febbraio, marzo, aprile. Si va tutto l'anno. Ti dico per esperienza personale che forse il periodo meno richiesto è quello di agosto, dove probabilmente, anzi sicuramente le persone sono più propense a organizzare il viaggio o la vacanza con la famiglia piuttosto che farselo da soli. Questo quindi ci rasserena sul fatto che magari già se luglio-agosto è un po' meno, gli altri mesi invece che per le vacanze tradizionali, come hai detto tu, sono periodi più di mare, voi invece potreste supplire, quindi cercando di spalmare in senso temporale il flusso di turisti. Adesso ci Assolutamente. spostiamo su un livello un po' più strategico di impresa e ti chiedo proprio se ci sono dei valori proprio che voi sposate, che potrebbe essere la sostenibilità o quant'altro, per offrire i vostri servizi e quindi per poi portare diciamo, le persone a scegliere i vostri viaggi piuttosto che quello dei concorrenti, quindi il livello Sì, valoriale di impresa. sì, beh, sicuramente il primis è quello di esplorare il mondo, perché i fotografi desiderano viaggiare e scoprire nuove sia destinazioni che culture.
e in più poi ovviamente hanno l'obiettivo quello di scattare, catturare immagini uniche e sorprendenti. Poi condividere la passione, quello è un altro aspetto fondamentale. I fotografi, come dicevi anche tu prima, all'inizio, piace condividere quando si incontrano, che vedono la macchina fotografica dell'altro, eccetera. Quindi anche il E poter soprattutto, scusa se ti scambiare. interrompo, è finita l'era in cui purtroppo si sottoponeva la famiglia alle visioni delle diapositive dopo i viaggi, di cui non gliene interessava veramente niente, lo facevano solo perché sei un familiare. Adesso invece si incontrano tra di loro e Esatto. possono stare ore a parlare delle stesse cose. Vero, vero, verissimo. E quindi quello, appunto, non solo, poi anche la condivisione sui social è diventato molto importante. E che altro? Sicuramente anche quello di apprendere nuove tecniche, quindi offrire uno dei migliori servizi a disposizione, Beh, se posso dire, voi avete rispetto. puntato molto, no, sull'aspetto didattico, perché avendo anche gli aspetti proprio al master, eccetera, voi non fornite solo il pacchetto turistico, ma anche tutto l'aspetto di crescita, diciamo, professionale nel senso fotografica, no? Quindi penso che questo vi Esatto. differenzi un po' da altre proposte. Esatto, Solamente turistico. abbiamo studiato tanto, personalmente li ho studiati, i competitor, e si cerca sempre di attingere da una parte o da un'altra per offrire poi sempre la migliore proposta. Una cosa molto importante è quella di ascoltare i feedback che ti danno i clienti, perché come qualsiasi imprenditore si può sbagliare in qualcosa o si può fare quello che uno crede che sia giusto, poi magari effettivamente per il grande pubblico potrebbe non risultare invece giusto. Di conseguenza migliori poi l'offerta anche in base alle esperienze. Abbiamo sbagliato anche noi alcune volte, lo ammetto, non c'è ovviamente vergogna in questo, anzi sbagliando puoi solo Si che cresce. migliorare tutto. Esatto, esatto. Quindi ascoltare sicuramente è un altro valore, ascoltare molto i feedback delle persone. Lo fate in forma, diciamo, non codificata, attraverso semplicemente quello che vi raccontano alla fine, oppure gli proponete proprio un questionario di soddisfazione? Una customer Allora, satisfaction. lo facciamo un po' sempre, in tutte le situazioni. Lo facciamo sia sul campo però abbiamo visto che spesso e volentieri o da una parte sono molto emozionati e quindi vivono l'esperienza in modo positivo, quindi sono sempre positivi i commenti. È anche più difficile trovare persone che siano dirette, che ti dicano effettivamente: "Guarda, quello non m'è piaciuto", oppure "Potevate fare così". E per questo a fine di ogni viaggio fotografico mandiamo comunque un questionario in forma anonima, dove gli lasciamo ampio spazio con una decina di domande per richiedere appunto l'esperienza com'è stata, sia a livello di insegnamento da parte dei coach, sia a livello delle strutture, sia a livello di tutta l'organizzazione del viaggio. Okay, quindi c'è anche la parte non codificata e quella codificata, quindi proprio all'interno proprio del vostro processo di produzione, diciamo, del post di viaggio. Senti, allora gli ultimi minuti l'avevamo già anticipato, perché trattasi, così come hanno detto, che l'errore è una possibilità di crescere, la crisi è è anche un'altra possibilità per evolvere. Quindi torniamo proprio a questo periodo del Covid, quindi del 2020, che per voi, per tutti i fotografi, ma non solo, stiamo parlando di fotografi, per tutte le altre attività, è stato un periodo veramente che ha completamente rivoluzionato e bloccato la vostra attività. Allora io volevo chiedere, come avete fatto, cioè avete trasferito parte, avete puntato di più sul web, oppure avete fatto anche un momento di riflessione su quello che volevate fare o in modo diverso per eventualmente sulla ripartenza che dopo è avvenuta? Ecco. Un po' ti richiamo alla memoria a quel 2021, non è stato facile. Guarda, non è stato facile, assolutamente. Mi ricordo proprio, noi eravamo in viaggio, eravamo in Islanda,
eravamo partiti da soli 2 o 3 giorni con il primo gruppo e ne dovevamo aspettare un secondo la settimana successiva, di 8 persone, quindi erano in totale 16. E mi ricordo che eravamo lì in Islanda, verso il Kirkjufell, una meta molto conosciuta, dove iniziavamo ad avere le prime notizie sul fatto che appunto stavano iniziando a chiudere i primi aeroporti, cancellando i primi voli e che stava scoppiando il caos. Era anche difficile mantenere la calma per il gruppo, perché comunque tante persone erano preoccupate per i propri familiari, giustamente, perché non si sapeva quasi nulla, verso febbraio-marzo non si sapeva quasi nulla in quel periodo di cosa stava succedendo. Di conseguenza, ecco, qui torna quello che un coach deve anche saper gestire, non solo a livello fotografico, ma anche tenere alto il morale per non perdere il gruppo. E abbiamo continuato, perché comunque non potevamo di certo fermarci e tornare indietro, quindi abbiamo continuato lì, che comunque non si parlava ancora di Covid, comunque in Islanda è un isolotto dove sì, è vero, c'è tantissimo turismo, ma in quel momento ancora non c'era neanche stato nessun caso. Quindi abbiamo continuato tranquillamente il giro, fino poi ad arrivare al giorno della partenza, dove il secondo gruppo non era partito perché ovviamente erano stati cancellati e chiusi gli aeroporti e noi dovevamo tornare in Italia. E ci hanno cancellato tutti quanti i voli. Dovevamo, di solito quando si va in Islanda difficilmente si riesce a trovare un diretto, o almeno all'epoca non si trovavano dei diretti perché si faceva quasi sempre scalo su Londra, e Londra aveva chiuso completamente i rapporti con l'Italia. Quindi noi avevamo il volo di ritorno da Reykjavik a Londra confermato, ma non avevamo più il volo per l'Italia. Non tutti tornavamo a Roma, quindi c'è chi doveva magari tornare verso Milano, chi verso Verona e via dicendo, e da lì abbiamo dovuto gestire questa situazione. Dopo quasi 48 ore siamo riusciti comunque a tornare in Italia e da lì ci siamo messi subito al lavoro per poter gestire questa cosa, perché comunque in quel periodo abbiamo cancellato 35 viaggi fotografici. E quindi gestione di tutto quanto i clienti che ovviamente richiedono i rimborsi, gestione di tutte le strutture che avevamo prenotato, insomma è stato un bel lavoro e nel frattempo però abbiamo portato avanti quello che volevamo già mettere in atto da parecchio tempo, ossia creare un'accademia online. Quindi ci siamo messi su e nemmeno in 2 settimane abbiamo creato l'infrastruttura con circa 10-12 videocorsi sempre incentrati comunque sulla fotografia di paesaggio. E siamo partiti praticamente dai primi di marzo che siamo tornati i primi di aprile avevamo questa accademia online. Abbiamo fatto già subito i 1000-1500 iscritti, erano tutti a casa in quel periodo, quindi volevano studiare tutti quanti fondamentalmente, e da lì poi abbiamo avuto l'ispirazione per creare quello che poi appunto adesso è in piedi, che è l'Accademia Master, quindi un percorso successivo che vede non il semplice videocorso che compri e segui, ma piuttosto sei seguito completamente da noi per un anno intero. Infatti possono entrare solo 10 persone all'anno e lì le seguiamo costantemente con dei webinar di 2 ore che facciamo, con un gruppo segreto che sul quale loro possono postare in tutta tranquillità le foto con tutti i passaggi anche della post-produzione e ricevere da parte nostra feedback per migliorare. Quindi la tua esperienza un po' conferma che la pandemia vi ha aperto nuove strade che forse, cioè, come hai detto tu, volevate ma non avevate mai il tempo, e in quel momento il tempo è arrivato perché eravamo tutti chiusi in casa. Sì, perché pare brutto da dire, eravamo sempre in viaggio e quindi avere quel tempo per poter tirare su un'infrastruttura del genere ci voleva. Stare bloccati fermi a casa senza neanche poter uscire a prendere una boccata d'aria è stata
Diciamo che noi nel nostro salvezza. piccolo, anche noi come docenti universitari abbiamo dovuto reinventarci con questi strumenti per poter portare avanti le lezioni accademiche. Esatto, e poi ecco, abbiamo fatto anche delle lezioni online, quindi dei webinar di un paio d'ore dove facevamo post-produzione, spiegavamo la post-produzione, quindi abbiamo avuto modo di reinventarci sicuramente. Purtroppo ci sono stati dei nostri colleghi che non ce l'hanno fatta a superare questo periodo, e io ho avuto la fortuna di avere comunque un team che è stato al mio fianco e insieme siamo riusciti a uscirne in modo abbastanza tranquillo, ecco. Insomma, è stato un banco di prova, penso, per la come dire, la tua impresa ne è uscita rafforzata in qualche modo e anche differenziata, che è un elemento quindi ancora di maggiore forza. Allora, intanto ti ringrazio, direi che con questo siamo in perfetto orario con le domande che volevo chiederti, avevo calcolato i tempi, infatti adesso passiamo invece all'altra parte, quindi dall'offerta alla domanda, quindi a Francesco Valenti, come dicevo, che è un fotografo amatoriale che ha seguito, quindi ha fatto dei percorsi quindi di turismo fotografico e anche a te ho preparato delle domande, poi dopo cercheremo un po' di aprire un po' fuori dagli schemi delle cose che ho preparato. Allora ti chiedo invece, visto che sei fotografo amatoriale, quindi guidato da passione, non solo da professione, non sei arrivato da professione, da quando hai iniziato, diciamo, a praticare la passione per la fotografia o da quando è nata la passione per la fotografia? Innanzitutto ciao a tutti. Dunque, io ho iniziato prima con la fotografia astronomica nel 2018 e solamente dopo 2 anni dopo, nel 2020, ho iniziato con la fotografia di paesaggio, e certamente non era il periodo migliore per viaggiare con la pandemia. E nulla, poi volendo unire questi due generi fotografici, ora mi sto dedicando alla fotografia di paesaggio notturna. Scatto anche in diurno, mi piace fotografare albe e tramonti, però le tengo in secondo piano. Ho deciso di dare priorità alle fotografie notturne, che possono essere foto con Via Lattea, ci sono anche le foto che mi piacciono molto anche in luce lunare, quindi con la luna, o le foto con l'aurora boreale, motivo per cui l'anno scorso ho deciso di andare in Islanda con WeShoot. Ecco, e quindi mi vieni proprio, come si dice, a fagiolo per la seconda domanda. Infatti volevo chiederti come hai scoperto quindi la loro proposta. Infatti l'ho chiesto a loro quali sono i principali canali che usano e voglio sapere invece la tua esperienza di come hai scoperto la loro proposta, cioè se usando i social o proprio per passaparola, che sempre rimane uno dei più forti comunque come possibilità di veicolare messaggi. Come dicevo, nel 2020 ho iniziato con la fotografia di paesaggio, non si poteva viaggiare, ho iniziato qua vicino casa, quando i divieti per il Covid non ci sono stati più, ho iniziato a muovermi, ho visto che mi piaceva e dopo qualche mese ho deciso di comprare una macchina fotografica professionale. Ero contento, ho iniziato a fare le prime foto, però capivo che non ero in grado di padroneggiarla bene, volevo capirci un po' di più sulle tecniche della fotografia di paesaggio, soprattutto durante la fase di scatto ma anche nello sviluppo. Quindi ho iniziato a fare una ricerca online perché volevo rivolgermi a dei professionisti per capirci qualcosa di più. Semplice ricerca online ho trovato loro. Ok, quindi hai usato il web come fanno in molti ormai. Senti, volevo chiedere a te, quindi come diciamo, turista fotografico, quali sono i principali vantaggi di utilizzare i servizi di un operatore turistico per praticare il turismo fotografico piuttosto che andare, diciamo così, all'arrembaggio da soli? Allora, innanzitutto dobbiamo pensare che quando facciamo un viaggio fotografico, a differenza di un viaggio normale, noi abbiamo la priorità, un obiettivo ben preciso, che è quello di portare il materiale fotografico a casa, ed è importante questo. Non possiamo permetterci di fare un lungo viaggio lontano e rischiare di non portare dei buoni risultati e renderci conto che abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi secondo me è importante affidarsi a delle persone, a dei professionisti che in quei posti ci sono già stati, così aumentiamo concretamente le probabilità di portare dei buoni risultati a casa. È importante questo. Questo è il primo punto. Secondo, poi secondo me affidarsi a un'agenzia ti dà più tranquillità, sia dal punto di vista logistico, cioè c'è un itinerario già pronto, sanno già loro
i punti dove portarti, vai praticamente a colpo sicuro, e poi sei anche tranquillo dal punto di vista assicurativo. Dovesse succedere qualcosa, o anche in periodo Covid, questo è importante, ma anche problemi di qualsiasi altro genere, qualsiasi problema con l'hotel, con l'alloggio, cioè c'è un'agenzia dietro che coordina e interviene se ci dovesse essere qualche problema. Quindi, insomma, è una questione anche di sicurezza, non solo di sicurezza personale, ma anche diciamo, delle cose, delle trattative economiche che ci sono dietro, e ce ne sono molte all'interno di un viaggio, perché prevede molti servizi, ecco questo. Senti, poi chiedo, come scegli le tue destinazioni fotografiche? È chiaro che tu un po' mi hai risposto, perché se fai soprattutto notturna, avrai bisogno di particolari punti in cui non ci sia inquinamento luminoso, immagino. Sì, prediligo ovviamente i posti lontani dall'inquinamento luminoso, lontano dai centri urbani, primo. E poi ovviamente vado a vedere se il viaggio è stato pianificato nei periodi a cavallo del novilunio o luna piena, perché se vado durante un novilunio vorrò fotografare la Via Lattea. Se c'è la luna piena, come dicevo prima, esistono anche le foto in luce lunare e mi dedico a quello. Ecco, quindi sì, è una cosa effettivamente che non ci avevo mai pensato, cioè se non me l'hai fatta tra tanti fotografi, avevo pensato, effettivamente è una cosa molto particolare questo tipo di criterio di scelta, ma dipende giustamente dai tuoi obiettivi, no? E dunque, vorrei parlare invece adesso proprio da consumatore, da turista fotografico. Quali sono le tue aspettative quando prenoti un viaggio, no? Perché tu un po' l'hai detto prima. Io voglio andare in un posto e il mio obiettivo principale è portare a casa il massimo numero di scatti, tra virgolette, perfetti, o comunque il materiale fotografico che poi verrà rielaborato per ottenere buoni scatti. In generale, quindi, le tue aspettative? Spero sempre di imparare qualcosa di nuovo, di migliorarmi, di confrontarmi. Cioè il bello di fare i viaggi fotografici, che hai l'opportunità di confrontarti con altri fotografi, puoi trovare sia il principiante che l'esperto, però la cosa bella è lo scambio di informazioni, d'esperienza, ci migliora, ti fa sempre imparare qualcosa di nuovo. Le mie aspettative infatti sono appunto questo. Spero sempre di imparare, di migliorarmi in qualcosa in ogni viaggio. C'è quello che abbiamo detto prima, l'aspetto didattico, cioè è fondamentale nella scelta del pacchetto, no? Quindi cosa che invece da solo tu non avresti. Tu ti organizzassi il viaggio da solo, l'aspetto didattico non ci sarebbe. Perché, come dicevamo, l'aspetto didattico è una delle cose fondamentali di questo tipo di pacchetti, e mi sembra che tu l'hai appena certificato con la tua esperienza. Sì. Allora, oltre quindi alla fotografia, perché poi c'è la domanda sulle tue tecniche fotografiche preferite, ovviamente un po' mi hai già risposto, perché se sono solo paesaggio e notturno, quello è il tuo campo? Prima, lo scatto anche diurno mi piace, però le tengo in secondo piano, do priorità alle notturne, ma scatto anche diurno. Se scatto di giorno, quasi sempre ricorro alla tecnica dell'HDR, le multi-esposizioni, e se necessario, se ho un primo piano ravvicinato, dovrò ricorrere per forza al focus stacking o al focal blend in altre situazioni se necessario. Invece nelle fotografie notturne, se posso, a me piace fare delle esposizioni solo per il cielo, quindi astroinseguirle con un astroinseguitore, e ovviamente se astroinseguo il terreno mi verrà mosso, dovrò dedicare una seconda sessione della nottata solamente al terreno, per poi in post-produzione unirle, fonderle e svilupparle. Anche qui ovviamente è importante anche l'aspetto tecnico, no? Devi avere, oltre alla macchina fotografica, altri diciamo gadget che ti permettono di fare altre attrezzature. Sì, la fotografia, questo genere di fotografia, le notturne, come l'astrofotografia, credo che sì, sia la più dispendiosa, la più costosa, costa di più, richiede tanto tempo per imparare a studiare, credo che sia anche la più difficile. Senti, allora io ti volevo chiedere, proprio da turista fotografico, anche se so che abbiamo anche dopo altri turisti fotografici, che magari proviamo a vedere se avranno anche loro qualche cosa da dire a livello di domanda,
Se hai qualche consiglio invece per i neofiti, siccome ci sono molti studenti, anzi oggi chiudiamo proprio il corso di geografia del turismo e quindi ce ne sono almeno una quarantina, quindi sono giovani e magari potrebbero sviluppare quanto interesse, poi abbiamo una prevalenza femminile, quindi come dicevamo fotografia sta diventando sempre più di interesse da parte delle donne o delle ragazze. Se hai qualche consiglio, diciamo, per i neofiti che vorrebbero iniziare a praticare questa forma di turismo, cioè il turismo fotografico. Direi di viaggiare con altre persone che condividono la loro passione. Secondo me è meglio non portarsi amici giusto per avere una compagnia, perché secondo me alla lunga loro, cioè voi diventerete un peso per loro, ma anche viceversa. E poi gli direi anche di non pensare che per fare foto epiche, esclusive, bisogna per forza raggiungere posti estremi. Si possono fare bellissime foto anche arrivando con la macchina e spostarsi di poco. Ok, e l'ultima cosa che ti posso chiedere è se ci racconti proprio un'esperienza del tuo viaggio, mi hai detto che non ne hai fatti tantissimi, ma del tuo viaggio fotografico preferito, quello che ti ha dato più soddisfazione. Beh, sicuramente l'anno scorso quando sono andato in Islanda. Allora, scusa, ti interrompo perché avrò detto 3 volte durante il corso ai miei studenti che l'Islanda è non solo uno dei centri nel mondo per il turismo nature-based, ma anche uno dei paradisi fotografici. E ne abbiamo parlato. Prego, scusa se ti ho interrotto, era solo per fare questo collegamento con i miei ragazzi. Prego. L'esperienza più bella sicuramente quando sono andato in Islanda. Sono andato lì con l'obiettivo di vedere l'aurora boreale. Non era detto, perché non è detto che si verifichi sempre. Siamo stati fortunati già il secondo giorno e poi abbiamo avuto la fortuna di rivederla. Ed è qualcosa difficile da descrivere. L'aurora boreale è qualcosa che ti sorprende, se sei lì, soprattutto la prima volta. E poi metti anche alla prova te stesso, perché è qualcosa che ti sorprende, è difficile mantenere la concentrazione e ricordarti bene le impostazioni della fotocamera, poi considerando anche il freddo dell'Islanda, le prime volte non è facile, però è stata una bella esperienza e dico grazie anche ai tour leader che c'erano lì, perché soprattutto in quelle condizioni che vai per la prima volta, per me è stato importante avere il professionista che ti dava supporto, perché grazie a loro sono stato soddisfatto di aver portato a casa certe foto, ecco. Eccoci. Allora, io più o meno le domande che avevo preparato le ho esaurite nel tempo, diciamo, visto che avevo detto di cercare di rispettare i tempi e di lasciare anche tempo poi eventualmente a domande e curiosità. Vorrei però chiedere a Marco se ha delle impressioni, come dire, o vuole approfondire su quello che ha detto Francesco, perché qui hai avuto un feedback da parte della domanda, no? Tu in qualità di offerta. Sì, sicuramente Puoi anche ha fargli una detto una cosa. domanda, potete anche farvi domande tra voi due, perché stiamo divagando, poi diventa, non dico un talk, cioè, la maleducazione dei talk non la mettiamo, ma ci piace provocare, ecco, comunque No, far beh, discutere le persone. Francesco lo conosciamo bene perché comunque fa parte anche lui della master, è entrato dentro e poi ecco appunto gli piace tanto la fotografia notturna come a noi, perché è vero che siamo una nicchia una nicchia che ci interessa il paesaggio, ma in realtà siamo ancora più di nicchia perché ci interessa il paesaggio notturno fondamentalmente. Quindi ho poco da chiedere a Francesco, già sappiamo tutto quanto di lui e lui di noi. Non a caso adesso è stato anche recentemente in un viaggio con noi e ne farà un altro a breve, a giugno, alla Palma, dove appunto anche quello è un viaggio di nicchia perché è proprio incentrato solo sulla fotografia notturna. Lì andate quindi sempre a fotografare La Via Lattea, sì. Sì, ok, quindi in quella zona lì. Però, una cosa che come dire, si Sì, no, scoprono tante cose. abbiamo diverse location proprio solamente destinate a quel tipo di fotografia.
ti faccio l'esempio di La Palma come di Tenerife, piuttosto che la Tunisia nel deserto del Sahara, in Atacama, dove c'è uno dei cieli migliori, e io adesso non me ne vengo, basta mi sembra, perché comunque sia qui in Italia abbiamo cominciato a fare qualcosa le prime volte, ma di anno in anno, facendolo di mestiere, ti dico, anche nei posti dove fino al 2016-2017 si riusciva comunque a vedere ad occhio nudo, adesso si fa molta difficoltà. Il deserto, oltre a non avere quindi inquinamento luminoso, non ha inquinamento di altro tipo, quindi l'aria è trasparente. Questo è l'elemento fondamentale per la scelta del deserto? Sì, assolutamente. Ovviamente un altro fattore, oltre alle nuvole, e all'inquinamento luminoso, è l'umidità. L'umidità deve essere quasi azzerata. Ecco perché nel deserto di Atacama, che comunque sta sui 3000 metri di altezza, lì raggiungiamo umidità tra il 4 e il 5%, quindi è uno dei posti migliori per poter fare quel tipo di foto. Immagino che però sia anche, cioè, se così secco non sia facile per le persone, più che altro. Le macchine magari sono più contente. Avete lì per il tipo di aria, perché se c'è un po' di vento dovete avere macchine antropizzate, cioè ben protette? Sì, beh, esatto, il vento è un'altra costante pericolosa, perché facendo lunghe esposizioni che possono arrivare ai 5-10 minuti, con l'astro inseguitore ovviamente, se ci sono delle minime vibrazioni lo scatto comunque è perso. Ok. Insomma, sono tutti dettagli tecnici che dipende dal tipo di fotografia che volete fare. Immagino che Certo. ogni tipo di fotografia ha le sue problematiche. Allora, adesso siamo alle 16:35, quindi vorrei chiedere se cominciamo. Intanto vedo delle persone, vedo la Margherita Del Piero, che immagino sia in Valle d'Orcia, vediamo se mi sente. Margherita, Sì, sono qua. sei in Valle d'Orcia a fotografare, giusto? Sì. Sì, allora ho sentito parlare molto di programmazione, di appoggi con le agenzie, di ottimizzazione, diciamo, del viaggio a livello tecnico anche, no? E Sì. volevo capire invece a livello emozionale, di creatività, come gestite i gruppi, perché ti spiego, io sono una paesaggista e l'unico workshop a cui ho partecipato è stato un mese fa in Islanda, no? Con dei vostri colleghi, e ho notato che praticamente tutto il gruppo, era un gruppo molto piccolo, però tutto il gruppo stavano tutti posizionati in linea su una stessa, in uno stesso posto, no? Per cui volevo capire se c'è la possibilità invece di spaziare con la creatività. Io non mi sentivo di stare vicino a loro, ma cercavo delle posizioni diverse. È chiaro che se c'è un docente che deve seguirti, logisticamente dovresti essere vicino, però c'è un po' come, secondo me, una privazione un po' della creatività in quel momento, no? Perché se tu vedi magari una cosa diversa e sei portato ad allontanarti, ecco, non so se mi sono spiegata. Sì, sei stata chiarissima Margherita, anzi grazie per questo intervento, perché è un altro punto fondamentale su cui noi ci battiamo tanto durante i viaggi, durante i workshop. E sì, è vero, a parte che di solito il fotografo paesaggista che viene in viaggio, come diceva anche Francesco, cerca di andare dritto al risultato. Si affida ai viaggi fotografici organizzati proprio perché, piuttosto che andare lui alla ricerca del posto, della location che potrebbe richiedere magari parecchio tempo, o comunque parecchio tempo sia prima del viaggio, diciamo nella pianificazione, sia durante il viaggio, si affida comunque a un'agenzia che ti porta lì sul posto e fai quella foto. È anche vero però che durante i viaggi quello che noi insegniamo ai nostri ragazzi è proprio quello di scattare la fotografia che noi chiamiamo cartolina, perché di solito ci sono delle foto che si scattano per forza di cose. Quando sei in Islanda, faccio l'esempio, se sei al Vestrahorn, che è una, a parer mio, delle montagne più belle del mondo,
si fanno quei 2-3 scatti perché le composizioni sono quelle, ci sono stati miliardi di fotografi, è difficile fare qualcosa di diverso, però spingiamo tanto i ragazzi dopo aver fatto una piccola lezione sul posto e aver fatto quel classico scatto ad allontanarsi. Ti ringrazio. E comunque la tua foto è molto bella di Westerhorn. Grazie. Prego. Allora, ho avuto la fortuna, scusami se ti interrompo, di vederlo in tantissime situazioni perché ci sono stato più di 10-15 volte e forse la volta più particolare, a differenza, ecco, quella che avete visto lì in copertina dell'evento, è stato comunque una situazione che è abbastanza, si verifica spesso in Islanda, l'arcobaleno e quel tipo di luce. Quello che invece mi è capitato di fotografare è stato un pianoforte abbandonato lì al Westerhorn. E quella è sicuramente un'immagine unica perché il pianoforte dopo neanche 2 o 3 giorni è stato poi distrutto dall'oceano e penso che ce l'abbiamo io e altri 3-4 fotografi quella foto. Grazie. Grazie Margherita, come si dice? Buona luce, visto che stai Infatti lavorando adesso sul mi campo. preparo perché fra un po' si va al tramonto. Ciao, Vi grazie. saluto e vi ringrazio. Grazie Ciao mille. Margherita, buona Ciao, luce. ciao. Vedo la mano alzata da parte del collega Andrea Guaran. Prego Andrea. Sì, eccomi. Buongiorno, grazie intanto ai 2 relatori. Avevo 2 curiosità. Devo dire che nel serrato dialogo magari mi sono perso qualche passaggio, allora potrei magari chiedere delle cose che magari Andrea, avete scusa, anche già. riesci a alzare la testa o abbassare la telecamera, se no vediamo solo. Vabbè, non riesco, non lo so, vediamo. Vabbè. Prego. Vabbè, dai. Ecco, ok. Per cui magari chiedo delle cose che magari le avete già, come dire, precisate prima. Una era sulla se nella scelta poi dei viaggi, dunque dei luoghi, se l'elemento paesaggistico, dunque l'area di interesse, l'area di destinazione, sono quelle che selezionano oppure il fatto che c'è un gruppo consolidato ormai che fotografano, che vanno insieme, eccetera, diventa quello l'elemento principale, indipendentemente dai luoghi in cui si potrà andare a svolgere appunto chiamiamolo il servizio fotografico, e questa è la prima curiosità. E l'altra, che spazio viene dato, e se viene dato, un po' a tutti gli elementi di conoscenza necessari per contestualizzare al meglio i luoghi, diciamo, gli scatti che andranno poi ad essere effettuati dai turisti fotografici. Allora sì, ti rispondo alla seconda, poi mi rispieghi meglio la prima. Sì, assolutamente. Come ti dicevo, quando arriviamo sul posto facciamo sempre un piccolo briefing prima di lasciare andare i ragazzi a scattare, o lo facciamo magari strada facendo, se i tempi sono ristretti, perché a volte, anche prendo sempre ad esempio l'Islanda, si fanno tanti chilometri in auto. Li prepariamo prima, gli facciamo sempre vedere degli scatti che abbiamo fatto noi, ecco perché per noi è importante andare una volta minimo o più volte diciamo nelle location prima di organizzare poi effettivamente un viaggio fotografico, perché vogliamo conoscere tutto quello che ci può essere di quel posto. Di conseguenza gli spieghiamo quello che c'è, cosa si aspettano nel momento in cui arrivano lì, e poi dopo li lasciamo comunque fare per dar spazio alla loro creatività, dandogli anche poi dei suggerimenti, delle idee fondamentalmente. Anche perché magari alcuni arrivano con le idee abbastanza chiare di che cosa vorrebbero raggiungere, che cosa vorrebbero immortalare, tra virgolette. Sì, beh, certo. Ti faccio l'esempio di chi vuole fotografare l'aurora, sa già che ha visto quella foto o diverse foto fatte in quel modo, mi viene un esempio magari dell'aurora riflessa nell'acqua, e vogliono poi replicarlo, assolutamente. Quindi ci sono anche tante situazioni di questo tipo, di persone che sanno già cosa vogliono portarsi a casa. E la prima? Esatto, no, ti ha chiesto di rispiegarmela. Ti ho chiesto di rispiegarmela perché non l'ho... dicevo, se nella selezione dei luoghi prevale il fatto dell'interesse per quei determinati contesti paesaggistici in quelle determinate aree geografiche, oppure
ci sono degli aspetti legati molto a delle reti così di relazioni che si vanno a creare, che diventano prioritarie rispetto invece all'elemento paesaggistico? Principalmente la prima, quindi ci lasciamo, come dicevo, ispirare tanto dal posto, quindi trattandosi di paesaggio facciamo più difficoltà ad andare in alcune location dove di paesaggio c'è poco, ma magari c'è più l'aspetto culturale o di fauna, ad esempio. In Africa è più difficile andare a fotografare dei paesaggi, anche se ci sono bellissimi paesaggi, attenzione, non voglio dire che non ci sono, però allo stato attuale non abbiamo ancora organizzato nulla, perché di solito chi va in Africa, oltre magari all'aspetto paesaggistico, vuole sempre legare l'aspetto di fotografia alla fauna. Anche sì, no, effettivamente poi è così. Anche le relazioni. Quindi ti faccio l'esempio della Tunisia, dove abbiamo comunque instaurato la Tunisia, anche lì c'è veramente ampio spazio sia a livello paesaggistico che culturale, forse anche quasi più culturale che paesaggistico, perché una volta che hai fotografato la duna del deserto, poi è quasi tutto uguale, non è che c'è tanto da fare. Però abbiamo creato delle relazioni con i locali, in particolar modo con un campo tendato che si trova proprio in mezzo lì al deserto, e abbiamo creato un'esperienza ad hoc dove si vive 3 giorni all'interno di una tenda, e oltre sì a fotografare la Via Lattea e le dune, diciamo, durante l'arco della giornata, c'è proprio l'esperienza di trovarsi in quel posto lì. Grazie. Allora, intanto chiederei alla platea, quindi ragazzi, anche se avete delle domande, di cominciare a schiacciare la mano in modo tale che io possa vedere chi vuole fare le domande. Però volevo solo riagganciarmi a quest'ultima cosa che hai affermato. Quindi voi, se avete l'opportunità, cercate anche di coinvolgere, forse anche di supportare le comunità locali, in modo tale che non tutto quello che si guadagna non rimanga niente nel paese visitato, cioè che il paese quindi visitato ha solo l'impatto dalla vostra presenza, ma alla fine non ci guadagna niente. Allora, questo è il problema spesso che si dice del turismo. Prego. Sì, soprattutto in alcune nazioni, assolutamente. La Tunisia, come anche la Giordania, Atacama adesso, Patagonia. Per esempio in Patagonia i ragazzi adesso hanno preso delle guide turistiche locali per poterli guidare, anche perché è più semplice per noi, perché, ripeto, se dovessimo fare tutto da soli non basterebbe un mese di tempo per una o due location. E affidarsi comunque a delle persone locali che conoscono il posto come le loro tasche è più semplice per noi, e poi comunque aiuta e favorisce anche le persone locali. Assolutamente. Vediamo, ci sono delle domande da parte degli studenti? C'è la Samantha Olivo, purtroppo io non riesco a vedere tutte le presenze, vediamo se c'è la Samantha. Sì, eccomi. Prego, ecco, Samantha, se puoi palesarti, così ti presento. Un'altra fotografa turistica, nel senso che ha fatto proprio una tesi su questo, poi è diventata appassionata, ha fatto dei viaggi e poi adesso sta utilizzando, diciamo, la fotografia accostata anche alle sue, diciamo, capacità più legate alla comunicazione, essendo laureata in relazioni pubbliche. Prego Samantha, hai qualche perplessità, osservazione? No, volevo fare una domanda. Prego. Se magari per partecipare ai vostri viaggi bisogna comunque avere, immagino, una base fotografica, almeno di partenza, ma magari se per ogni viaggio è consigliato un tipo di obiettivo piuttosto che un altro, se ci sono proprio delle specifiche da portare con sé. Grazie. Grazie a te. Sì, prima di far prenotare un viaggio, e qui lo potete vedere tranquillamente sul nostro sito, noi ci piace parlare e conoscere la persona dall'altra parte per capire un po' i suoi bisogni e quello che vorrebbe ottenere.
dal viaggio, e lì andiamo anche a capire sia il suo livello, sia che tipo di attrezzatura ha, perché effettivamente, diciamo, allora in fotografia si può tranquillamente fotografare tutto con qualsiasi cosa, nel senso, se hai una reflex entry level con un obiettivo entry level, riesci sempre comunque a portare a casa il risultato, anche perché non è che possiamo pretendere di dire ok, se vuoi venire a questo viaggio devi comprare quella macchina che costa 5.000 euro, quell'obiettivo che costa 2.000 euro, in più comprarti il viaggio, arrivi a spendere 20.000 euro in una botta. Direi che è improponibile. Quindi ci sono alcuni viaggi, ecco, come quello della fotografia notturna, come anche per fotografare l'aurora boreale, che ha richiesta un minimo di attrezzatura, quello sì, la consigliamo sempre, non è troppo dispendiosa per quanto riguarda, magari perché servono obiettivi grandangolari luminosi. Per quanto riguarda invece il livello, non è richiesto un livello altissimo, perché fondamentalmente ci siamo noi che siamo lì apposta per seguirvi e farvi portare a casa lo scatto, e come dicevo prima non c'è niente di meglio che provare sul campo, sbagliare, riprovare, seguito ovviamente da un coach che ti dice come magari impostare i vari tempi per non sbagliare. Sì, perché anche partecipando ad altri viaggi fotografici, una delle cose che più mi è piaciuta è proprio questo di potersi anche confrontare con gli altri partecipanti, quindi imparare da qualcuno che ha un livello molto più alto, ma magari Esatto. prendere qualche spunto anche da chi ha appena iniziato, che vede le cose in un altro modo. È assolutamente vero. Di solito quando arrivi a un livello alto hai un po' l'occhio viziato, sei sempre alla ricerca dell'unicità, della particolarità, che magari a volte, oltre a perderti anche magari il momento bello della Sì. situazione, sei troppo attento a cercare di non fare, di non replicare quello che magari è già stato visto. Quando invece un occhio meno viziato, chiamiamolo così, magari riesce più velocemente a trovare quel particolare. Grazie. A te. Grazie Samantha, grazie. Passiamo, vedo il prossimo è Massimiliano Pigo, che invece è un mio attuale tesista su questo tipo di tematica, anzi su questo caso. Massimiliano? Buon pomeriggio, mi sentite? Sì? Sì. Vai. Ok, volevo chiedervi invece dal punto di vista della formazione, per quanto riguarda i tutorial che vendete anche voi sul vostro sito, più che la parte Sì. del viaggio, ecco, sono fondamentali? Come li utilizzate? Come li implementate? Come funziona, ecco? Allora, a livello di viaggio fotografico non sono fondamentali, cioè nel senso, se vuoi partecipare a un viaggio, tutte queste nozioni noi te le diamo sul campo. È ovvio che quando sei in Islanda, sei sotto l'aurora, sei bombardato da nozioni tecniche, tecnicismi e via dicendo. Alla fine del viaggio, quando torni a casa, se non li metti in pratica nel corso dei giorni successivi, ed è difficile perché non penso che poi magari ritorni in Islanda o dove vuoi, nello stretto giro, è facile che te li perdi, okay? Che te li dimentichi. Un corso online invece ti aiuta a mantenere attiva quella parte, quindi poterti riguardare i video con calma, perché fondamentalmente noi ti diamo tante nozioni in viaggio che sì, le puoi recepire, ma appunto dicevo, te le puoi comunque scordare, o magari qualcosa te la puoi anche perdere per strada. E nel corso online te lo ritrovi poi comunque tutto quanto rispiegato. Ok, grazie. Grazie Massimiliano. Passiamo a Margherita Santorelli. Prego, Margherita. Salve, mi sentite? Sì, prego. Salve, io volevo chiedere, a proposito del discorso che comunque la tecnologia sta avanzando molto velocemente e probabilmente tra poco i telefoni andranno a sostituire forse tanti strumenti, qual è il futuro, diciamo, in prospettiva del turismo fotografico con le macchine fotografiche? Nel senso, vi aspettate meno persone e quindi dovrete magari evolvervi in qualche modo anche magari puntando a, un turismo fotografico di qualche altro tipo? Questa era la mia domanda.
Sì, ci stiamo già pensando, era in previsione quest'anno, ma abbiamo comunque visto che l'andamento è ancora un po' basso, ma credo che nel 2024 cominceremo già a fare dei viaggi fotografici per smartphone. Ok, interessante. Assolutamente Quindi sì, già la un'evoluzione sì. in corso. Qual è il problema fondamentale di adesso? È che non tutti hanno ancora degli smartphone di ultima generazione. È vero che i ragazzi di oggi li cambiano molto spesso, ma non è vero invece che persone un pochino più adulte abbiano questa necessità di cambiarlo così tanto. Io pure me ne rendo conto perché quando ero un pochino più ragazzetto lo cambiavo uno ogni anno, se non ogni 6 mesi. Adesso ho questo telefono da 5 anni, se non 6, quindi non ho interesse nel cambio, però effettivamente, tornando sempre al discorso di prima, il cellulare ce l'hai sempre dietro, è sempre carico, è sempre pronto, basta semplicemente prenderlo in mano e scatti. La macchina fotografica ti devi ricordare di portarla, di averla carica, di averla in quel momento. Per assurdo quante volte può essere capitato, soprattutto a chi abita nelle zone del nord, di tornare dalla strada di lavoro, avere magari una montagna vicino al tramonto e scattare, ecco, è più facile scattare sicuramente la foto con il cellulare che avere sempre dietro la macchina fotografica. Tra l'altro, proprio per dire quanto sia ormai, come dire, nell'idea ormai che il telefono cellulare diventerà un valido supporto, non un supporto di un mezzo di serie B come lo è stato. Mi ricordo 10 anni fa fotografare con cellulare, cioè era proprio i fotografi si mettevano a ridere, ecco. Però se ci ricordiamo è successa la stessa cosa quando è arrivata la digitale, quelli che fotografavano con la pellicola ti storgevano il naso se dicevi che aveva una macchina digitale. Volevo dire, proprio per chiudere questa domanda, ormai sul mercato si trovano diversi volumi che ti insegnano a fotografare col cellulare, cioè mentre ce ne sono infiniti per fotografare con la macchina, con la reflex, adesso ci sono già i primi volumi dedicati proprio alla fotografia con lo smartphone. E adesso... Prego, scusa. Abbiamo fatto anche noi un corso sull'Accademia. Ah, quindi vedete, siete già... Beh, allora siete proprio già pronti, ecco, siete belli carichi. Sì. E dulcis in fondo, perché non vedo altre mani, invece abbiamo il professor Mauro Pascolini, che è geografo qui all'Università di Udine. Prego Mauro. Sì, io non ho nessuna domanda, volevo segnalare al collega Zaccomer che c'è un'interessante domanda in chat. Ah, grazie. Scusa perché ho tante cose aperte. Ah, buongiorno, la leggo. La Marta Tasso, che è una nostra signista. Buongiorno a tutti, mi scuso se faccio la domanda già affrontata, forse ho perso i contenuti iniziali dell'incontro. Volevo chiedere se a vostro avviso un'esperienza di turismo fotografico possa ben inserirsi in un progetto più ampio di valorizzazione territoriali, ad esempio luoghi marginali, aree interne, archeologie industriali, borghi minori di montagna. Magari vi è già capitato? Oppure ci sono delle criticità? Mi immagino una partnership tra gli operatori di turismo fotografico e le realtà del territorio che vogliono farlo conoscere e magari raccogliere delle immagini contemporanee paesaggistiche per una pubblicazione, per un sito web di turismo alternativo, eccetera. Ne avete già parlato? Andate pure oltre. No, Marta, non ne abbiamo parlato. Lungo, ci sono tanti contenuti qua. Ad oggi no, non abbiamo ancora avuto tipo di collaborazioni con piccoli borghi per poter magari rivalutare il territorio, ma so di colleghi che comunque ce l'hanno, quindi sì, assolutamente a questa risposta. Come? Ah no, ok, avevo sentito qualcuno. Aspetta, perché non vedo la chat, volevo rispondere a tutti quanti i punti. Come mai non riesco a aprire la chat per vederla? Devi esprimere il primo sopra in alto. Se lo trovo rileggo, volevo chiedere se a vostro avviso un'esperienza di turismo fotografico possa ben inserirsi in un progetto più ampio di valorizzazione territoriale, quindi ne hai parlato, oppure ci sono, magari vi è già capitato, hai detto di no, oppure ci sono delle criticità.
mi immagino una partnership tra gli operatori di turismo fotografico e la realtà del territorio che vogliono farlo conoscere, magari raccogliere delle immagini contemporanee paesaggistiche per una pubblicazione, per un sito web di turismo alternativo, eccetera, eccetera. Sì, mi è capitato non proprio recentemente, prima del Covid, tornando anche legato alla Val d'Orcia della ragazza di prima, di confrontarmi con il comune di Asciano, che si trova appunto nelle Crete senesi, quindi non in Val d'Orcia, e mi hanno chiesto proprio di specificare all'interno del sito, perché noi lavoriamo tanto con Google e con l'indicizzazione SEO, e sapendo che i nostri clienti richiedono, ad esempio, quando fanno una ricerca per fare un workshop fotografico in Toscana, richiedono la Val d'Orcia, abbiamo inserito e indicizzato tutto quanto per quanto riguarda la Val d'Orcia. E c'era anche sponsorizzata una foto di una location che si trova appunto ad Asciano, che è invece nelle Crete Senesi, e ho avuto modo di parlare proprio con il comune che mi richiedeva di specificare il posto e il luogo, perché altrimenti si sarebbe poi perso la parte ovviamente del posto, insomma. E quindi ho avuto solo questa piccola cosa. Poi, come dicevo prima, difficilmente, cioè noi attualmente non abbiamo avuto questo tipo di collaborazioni, ma so appunto di colleghi che lo fanno. Non l'ho detto, Marco era collegato da Roma, mentre Francesco abbiamo detto proprio dalla provincia di Monza. Quindi vi ringrazio, ci risentiremo comunque entrambi, e grazie di tutto, ma soprattutto grazie a tutti i presenti, e saluto anche i miei ragazzi che mi rivedranno il giorno dell'esame.